Rieccoci insieme, ben ritornati in nostra compagnia cari telespettatori, ben ritornati ai nostri ospiti e parliamo di lavoro. Ricostituire i diritti dei lavoratori, quali diritti perduti, ce ne sono stati, si è perso qualcosa per strada, si è venuto meno ad alcuni principi fondamentali, è effettivamente il diritto al lavoro come viene sancito dalla Costituzione così pregnante nello Statuto dei lavoratori vivo ancora e importante per tutti quanti noi, importante sì, ma come viene rispettato, come questi diritti sono garantiti e soprattutto c'è il sindacato della CGIL, in persona in modo particolare della segretaria nazionale Camusso, ma anche a livello territoriale sta girando il territorio nazionale proponendo di rivedere uno statuto dei lavoratori, un nuovo statuto dei lavoratori, questo è d'emblée la notizia che circola, poi parlando con le persone, buttandola, nessuno ha capito nulla bene di che cosa si tratti, che cosa serva, se sia un proporre una riforma radicale al Job Act che è stato iniziato quindi come riforma del lavoro da Renzi. Cerchiamo di capirne qualche cosa in più e soprattutto fare delle valutazioni e considerazioni alla luce dei dati di cui possiamo disporre sul mercato del lavoro, assunzioni effettuate, tempo indeterminato, tutele, i famosi voucher, quanto piacciono o non piacciono a lavoratori e aziende. Per parlare di tutto ciò, per raccontarvi bene di che cosa si tratta e le novità, abbiamo i nostri esperti. Quindi io direi di incominciare dalla nostra donna, l'unica donna presente, quindi Alessandra Stivali, ben ritornata qui con noi, segretaria confederale della CGIL di Padova, grazie di essere qui. Poi Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. Buonasera. Perché come CGIL avrete l'onere e l'onore di presentarci queste novità di cui la Camusso sta parlando anche in Veneto, perché ha girato anche in Veneto in modo particolare. Giulio Fortuni, segretario regionale della CISL Veneto, grazie anche lei di essere qui. CISL non partecipa a questo statuto ma ci dirà il suo punto di vista anche per quel che riguarda il mercato del lavoro e abbiamo Giovanni Braggion, presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, ANCL di Padova, grazie di essere qui, come consulente del lavoro, quindi vedremo anche tecnicamente la validità di quanto c'è o quanto bisogna ancora fare, e Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, grazie di essere qui, che questa volta ha l'arduo compito di rappresentare Confindustria, perché fa parte di Confindustria e quindi come associato ovviamente vedremo un po' cosa ne pensa, però avendo anche un ruolo particolare perché vi occupate di lavoro tutti i giorni, alla duplice veste imprenditoriale, associativa e poi oggettiva di chi ci lavora in mezzo. Allora, incominciamo vedendo il nostro contributo che riprende quanto detto dalla Camusso. Vediamolo insieme. La Carta universale dei diritti del lavoro è la ricostruzione di un profilo unitario di diritti che sono in capo alle persone che lavorano, qualunque sia il loro rapporto contrattuale. Noi parliamo all'insieme del mondo del lavoro, ai lavoratori dipendenti, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai lavoratori precari in tutte le varie forme, dalle collaborazioni ai rapporti parasubordinati, alle nuove invenzioni che man mano si sono determinate, penso al lavoro con i voucher o ad altre forme di questo tipo, e al mondo del lavoro autonomo che in tanta parte, al di là di qual è il rapporto formale, è un mondo del lavoro che sta nel campo della eterodirezione e dell'essere dentro un ciclo produttivo composto da tante tipologie lavorative. La consultazione sarà il luogo dove discuteremo anche della possibilità di sostenere questa proposta di legge che è la Carta dei diritti universali del lavoro, anche con dei quesiti abrogativi, ma insisterei, la proposta è la carta, non la cancellazione, perché a noi non basta cancellare, abbiamo bisogno di ridefinire quali sono i diritti in capo alle persone. Allora, incominciamo un po' da voi della CGIL. Di che cosa si tratta? Perché, da che cosa nasce questo? Perché si parla anche di consultazione, si parla soprattutto in generale dell'insieme del mondo del lavoro, quindi non è statuto del lavoro, ma dei diritti dei lavoratori. C'è un cambiamento, diciamo, radicale. Vediamo di spiegarlo, anzi. Sì, prima appunto bisogna anche capire anche il percorso. La nostra proposta è una proposta di iniziativa, una legge di iniziativa popolare e quindi una legge, e siamo nella fase preliminare alla raccolta delle firme, perché noi stiamo chiedendo
in tutte le assemblee nel territorio, solo a Treviso ne abbiamo programmate circa 500 e chiaramente questo riguarda tutto il territorio nazionale. Chiediamo ai nostri iscritti il parere rispetto alla nostra proposta. Successivamente vedremo che tipo di parere ci sarà e quindi inizieremo eventualmente la raccolta firme di sostegno alla legge di iniziativa popolare. Cosa vuol dire legge di iniziativa popolare in questo caso? È una proposta di legge dalla A alla Z, mi verrebbe da dire, di diritto del lavoro, e quindi ha una prima parte di diritti universali del lavoro, una seconda parte che riguarda la regolazione della contrattazione, mettiamola così, e una terza parte che invece riguarda anche la riscrittura di alcune forme contrattuali, perché chiaramente negli ultimi 20 anni il diritto del lavoro ha cambiato profondamente, sia sotto il profilo delle tutele sia sulle forme contrattuali, e sta proprio lì. Noi ci siamo resi conto, la dico così, insomma, semplicemente e banalmente, ma in realtà è una riflessione profonda della nostra organizzazione, che non basta più contrapporsi o avere una posizione in qualche modo di critica rispetto a un singolo provvedimento, ma è necessario in qualche modo, dopo 20 anni di legislazione sul mondo del lavoro, avere una legislazione dal punto di vista del lavoro, e che la politica si confronti con questo punto di vista per cercare di risolverli in maniera definitiva o perlomeno attuale, perché in realtà non siamo in una condizione in cui possiamo dire che le questioni del lavoro sono risolte. Avete proposto 90 articoli? Sì, sono 86 articoli, mi pare circa 60 pagine. Il testo è molto complesso ed è giuridico. Noi nelle assemblee stiamo chiaramente portando il senso dell'operazione, che ha chiaramente una valenza di carattere politico e parte da un'analisi, anche compreso che il mondo del lavoro è cambiato, è profondamente cambiato, e quindi i nostri interlocutori sono diversi rispetto a quelli di una volta. Ad esempio includiamo nella nostra proposta anche le partite IVA, perché chiaramente noi nella prima parte, quando parliamo di diritti universali, parliamo di diritti universali che stanno in capo alle persone e non in base a che tipo di rapporto di lavoro hai, e questo penso sia un salto notevole per l'attuale situazione del lavoro. Cioè, la maternità, a proposito di tema caro anche a livello nazionale, è maternità indipendentemente se io sono una lavoratrice dipendente o una partita IVA, è maternità per tutti, e dobbiamo fare in modo che questa cosa sia riconosciuta a livello normativo. Però c'è stato adesso un nuovo statuto del lavoro autonomo, e passo la parola eventualmente a Alessandra Stivali, che ha preso in considerazione anche questo. Sì, sicuramente c'è una fase di discussione più generale. Ovviamente se la CGIL mette in campo tutta la propria forza per ragionare sul tema del lavoro con queste caratteristiche, come veniva detto bene da Giacomo, è ovvio che tutta la rappresentanza in generale, come dire, assumerà anche questo tema in una discussione. Noi vogliamo riportare al centro i diritti, lo dicevate voi nell'illustrazione, perché pensiamo che in questa fase storica si sia messo da parte il tema del lavoro come motore sociale, ma si è guardato solo al risparmio del lavoro, come tentare di risparmiare sul lavoro, e non invece guardare al lavoro come un'emancipazione sociale, come una crescita di un paese. Non a caso noi nel primo articolo della Costituzione parliamo del lavoro come elemento essenziale e fondante della nostra Repubblica. La nostra organizzazione ha deciso di partire da una grande mobilitazione di assemblee, anche Padova in campo con altrettanto numero di assemblee, insomma siamo oltre le 500 anche noi, per discutere, perché noi siamo fatti così. Prima discutiamo con i nostri iscritti, cerchiamo di capire le osservazioni, ovviamente traducendo un testo giuridico molto importante come quello che è stato elaborato da importanti studiosi della materia del diritto del lavoro, e per capire se la nostra direzione è la direzione corretta, la direzione giusta, e poi andremo nelle piazze e quindi inizieremo a raccogliere le firme, inizieremo ad allargare il consenso, quindi anche alle associazioni, a tutti coloro che, come dire, intorno al tema del lavoro hanno fatto la loro mission. Però penso che il punto fondante, forse la cosa più chiara da spiegare anche a chi ci ascolta, è che noi vogliamo riportare il lavoro come elemento essenziale di discussione in questo Paese. Secondo noi si parla poco di lavoro, inteso come lavoro dignitoso, come crescita della persona, come crescita del Paese, ma le ultime disposizioni normative, ma non solo le ultime, perché lo diceva prima Giacomo, è da tanti anni che si destruttura il mercato del lavoro, lo si è fatto con un'idea diversa, cioè come risparmiamo sul lavoro, perché poi con la crisi abbiamo visto che era il tema determinante, no? Come risparmio sul tema del lavoro per poter campare come azienda. Invece noi vorremmo ribaltare la questione. Perfetto.
Giulio Fortuni, lo fa la CGIL, quindi non è il sindacato a livello unitario che si mobilita per mettere in discussione questo, poi vedremo se in discussione è messo anche il Job Act oppure no, nello specifico. Voi che posizione avete? Vi sta bene quello che è stato fatto finora anche dal governo Renzi, il punto dello stato dell'arte, avuto là ad esempio un aumento dell'utilizzo dei voucher che così poco piacciono ai lavoratori, non tantissimo nemmeno alle aziende che comunque danno pochissime tutele anche previdenziali? Ho buttato là una cosa perché qua ci sono gli ultimi dati. Io ho visto sommariamente, quindi non mi voglio neppure pronunciare su quello che è. No, non entriamo nei meriti giuridici perché per carità. Delle normative, come ha ben detto il segretario prima, è un riordino che mette assieme tante regole che ci sono già e propone ovviamente delle modifiche. Propone delle modifiche a una legislazione anche recente che c'è stato. Dubito che questo strumento possa essere uno strumento che in qualche maniera rigeneri il lavoro, che è il problema principale che abbiamo, mentre credo che abbia il nobile tentativo di dare il valore o di ridare una parte di valore al lavoro. Non so se sono partiti dalla parte giusta, insomma io tra l'altro auguro che vada bene, insomma non è che voglio fare l'uccellaccio, insomma. Però insomma credo che anche vedendo dalla presentazione poi proporremo alle associazioni imprenditoriali qua e là eccetera e per ultimo anche a CGIL, CISL e a Will, no a CGIL siete già voi che proponete, non lo so, dico probabilmente insomma non la vedo francamente come una priorità. Tuttavia mi interesserebbe per davvero sentire anche l'opinione di altri ospiti qui stasera con noi, perché uno dei grossi problemi del nostro codice del lavoro, mettiamola così, in generale, per codice intendo tutto l'insieme di leggi, leggine, provvedimenti, circolari, modalità spesso alternanti, non so, prima parlavamo così fuori campo della cassa integrazione in deroga, è stato uno strazio a gestire, insomma non vorrei neanche entrare nei particolari, e il fatto che non ci sia una normativa unitaria facilmente leggibile, traducibile in inglese, permette a molti investitori di tentennare sul fatto di venire a investire da noi. Dopo che non vengono perché i licenziamenti non si possono fare, cioè non è neanche vero, perché i licenziamenti si fanno sia quelli collettivi sia quelli individuali con accomodamenti di varia natura, e tutti i provvedimenti che sono stati fatti su questa misura, lo dico già prima, insomma da dati non miei ma quelli di Veneto Lavoro, che sono molti più autorevoli dei miei, o meglio della mia organizzazione, che li ha e sono ovviamente parziali, vengono dai nostri uffici regionali che fanno 15.000 pratiche all'anno, quindi non una, credo che diano l'idea che chi assume non assume per licenziare, assume per tenersi una persona, assume per valorizzare questa persona per quello che è possibile. Non sempre le cose vanno per bene e qualche volta appunto ci si lascia più o meno consensualmente con. Ecco, ho visto insomma nello statuto che c'è un recupero anche nominale, proprio scritto proprio così, dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, tanto vituperato scontro che c'è stato perennemente su questa materia, e è uno dei tentativi di ripristinarlo forse com'era o di più di quello che era, sempre però con una via d'uscita anche lì inevitabile, che ci si può mettere d'accordo per lasciarci, però io la lascio nell'ombra così, cioè la metto, anche perché dopo magari la spiegano meglio chi li ha prodotta. Quindi io penso che si dovrebbe più guardare una priorità, ma non è in termini di conclusione, ma in termini di apertura di un dialogo tra di noi rispetto a cosa fare per averne di più lavoro, ovviamente più dignitosamente. Questo è un altro problema che però afferisce più all'etica delle persone, dei player di questo nostro mondo del lavoro, e mi fermo qua. Per il momento si ferma qui. Per il momento mi fermo qui. No a bocca ai voucher, insomma, sarebbe.
Sì. Dopo magari ne parliamo. Sì, no, dopo ne parliamo necessariamente, abbiamo talmente tanti che ci hanno sono aumentati solamente. Esatto, tanti che ci hanno scritto di parlare di questi voucher, tanti lavoratori. Dottor Bragion, accennava un discorso a una problematica esistente, ci sono 160 contratti attivi in Italia, una cosa spaventosa, effettivamente questo non è che terrorizza proprio, atterrisce gli investitori stranieri, solo questo potrebbe essere un fattore. Però il problema di tanti contratti magari è una cosa a sé, ma secondo lei questo rivedere un po' il sistema è più sotto il profilo di dare dignità o ci potrebbe essere c'è chi ravvede anche un intento politico, c'è chi ha detto la paura del sindacato di essere messo da parte, riprendere quindi anche una posizione, un ruolo in un momento un po' difficile in cui Renzi ha anche dato delle indicazioni belle e chiare? A parte il fatto che io mi trovo molto d'accordo con quanto ha detto il rappresentante della CISL poco fa in ordine a un'impostazione che forse dovremmo cambiare il focus, ovvero più che dare protezione a chi già il lavoro ce l'ha, dovremmo cercare certamente di favorire chi il lavoro non ce l'ha, questo è quanto mi pare, creando le condizioni per gli investimenti. Poi quello di vedere la materia entrando nello specifico per evidentemente correggere alcune storture di sistema, siamo sempre disposti. Noi come consulenti del lavoro ci troviamo sempre costretti a confrontarci con due realtà, perché poi noi dicono che dovremmo essere terzi, in effetti ci proviamo, a volte ci riusciamo, altre volte no, perché è evidente che la nostra collocazione ci porta a vedere un pochino di più le necessità aziendali che quelle del lavoratore. Però è altrettanto vero che sappiamo esattamente cosa si cela dietro un prospetto paga, dietro un licenziamento, dietro un provvedimento disciplinare, e a volte siamo noi chiamati a essere gli arbitri di una situazione, anche se il nostro ruolo non dovrebbe essere propriamente quello. Quindi ben vengano tutte le iniziative di qualsiasi provenienza esse siano, volte a creare una maggior sicurezza, una maggior, come dire, tranquillità anche operativa, perché vi posso garantire che in questo momento la stragrande maggioranza dei tecnici, e per tecnici intendo proprio coloro che sul pezzo ci lavorano tutti i giorni, stanno impazzendo. Addirittura. Stanno impazzendo perché c'è una schizofrenia, io dico, di provvedimenti a tutti i livelli. Forse il meno peggio è quello normativo, se vogliamo essere sinceri. Allora se il meno peggio è quello. Lei si dovrebbe confrontare con poi tutte quelle che sono le dinamiche amministrative o procedurali che governano la norma, perché se noi guardiamo anche l'ultimo disegno di legge in materia di lavoro autonomo, io l'ho letto, devo dirvi la verità, se avevo della confusione prima adesso ce l'ho molto molto accentuata, in ordine a quelli che sono anche gli obiettivi dichiarati di questo disegno di legge. Perché genericamente, scusate se io introduco subito un tema che forse è più di attualità, poi parlerei anche volentieri io del Job Act e di quelle che sono, come dire, le parti positive ma anche le parti negative, perché non è che sia uno strumento che è di facile interpretazione, di facile applicazione, però il disegno di legge per esempio si applica a tutto il mondo delle libere professioni, al mondo del lavoro autonomo in generale, articolo 2222 del Codice Civile. Questo dice come premessa, salvo escludere poi gli artigiani, i commercianti, quindi fa già dei distinguo. Alcune di queste figure hanno già però degli strumenti di tutela di quelli che possono essere gli eventi di maternità. Bella tra l'altro l'affermazione del rappresentante della CGIL, la maternità non è solo dei lavoratori dipendenti o di certi tipi di lavoratori dipendenti, la maternità è dell'essere umano. Ecco, bellissima l'affermazione. Chi non può essere d'accordo su questo? D'altronde, guardate, chi può non essere d'accordo su un principio del vecchio articolo 18, che se guardiamo bene sanciva un principio di dignità umana, cioè chiunque venga licenziato per un motivo che poi venga dichiarato non corretto, non giusto, privo di giusta causa, eccetera, eccetera, quelli che poi sono le elaborazioni giurisprudenziali, no? Deve ottenere nuovamente il posto, è un principio giuridico corretto, però noi tecnici non possiamo non confrontarci con quello che effettivamente è un pochino la carta di tornasole, cioè
Quanti di quei provvedimenti effettivamente hanno avuto l'efficacia per cui il legislatore nel 1970 aveva ideato questo strumento? Se guardiamo invece quali sono stati gli effetti di deterrenza anche nelle assunzioni in tempi indeterminati, eccetera, forse l'articolo 18 ha fatto più male che bene, ma questo lo dico da un punto di vista tecnico, senza lasciarmi coinvolgere da quelle che possono essere delle dinamiche, come dire, politiche o di rappresentazione sindacale. Dico solo che io da consulente del lavoro vedo semplicemente che un'azienda, bene ha detto nuovamente il signor Fortuni, un'azienda quando assume lo fa per far lavorare un dipendente. Un dipendente è una risorsa, un dipendente è un investimento nel lungo termine. E ci sono anche gli strumenti per fare gli investimenti a breve termine, allora ci sono degli strumenti appropriati. Il contratto a causale, che se da un lato ha tolto delle costrizioni, cioè la ragione per cui vado ad assumere a tempo determinato, sempre sindacabile poi dal lavoratore, dal giudice, da chi più ne ha più ne metta, in realtà però ha posto un'altra condizione che è un limite che per me anche quello andrebbe tolto, cioè il limite quantitativo. Qua capisco che introduco un altro tema, ecco, ancora molto, molto delicato, però io come consulente del lavoro, ripeto, senza lasciarmi coinvolgere in quelle che sono dinamiche come dire, di rappresentanza di un certo tipo di persone, dico che il mercato del lavoro ha sì bisogno di una forte rivisitazione, evidentemente, ma all'insegna di poche regole chiare, che siano evidentemente applicabili e soprattutto che siano gestibili, perché oggi come oggi c'è un marasma. Ecco, dopo lo farò anche coinvolgere invece nella categoria che rappresenta per vedere se ci sono anche spunti diversi. Prima di parlare di poche regole semplici, che cosa anche Confindustria ravvede, siccome so che è favorevolissimo al poco e semplice e chiaro, è Luigi Sposato, andiamo prima in pubblicità e poi do la parola anche a lui, perché effettivamente vediamo anche gli imprenditori cosa sentono l'esigenza, soprattutto chi ha diretto contatto col mondo del lavoro. Tra poco.